A Night Like This di Caro Emerald all'interno di Alla Catalla di oggi, lunedì, inizio settimana scoppiettante come al solito. E scusate se poco pronto. Pronto signora, buongiorno signora, buongiorno. Beh, certo, perché abbiamo capito ormai. Certo, ormai abbiamo capito. Sì, sono io signora. Tutto bene, tutto bene. Tutto a posto signora. Tiziano Ferrofilato, Marruggio, tutto a posto. Guardi, anche mio suocera l'altro giorno ha detto mi raccomando, vota per Marruggio. E io ho detto Tiziano Ferrofilato, Marruggio, mi raccomando. Senta, tra l'altro, se lei in giuria riesce a piazzarmi anche qualche amico, capito? Cioè io... Che senso, scusi? Cioè, se lei in giuria mette anche qualche amico mio, possiamo spingere qualche amico con l'ingiuria ce l'ho io, non è che ho un problema. Vabbè, amici con l'ingiuria ce n'è. Lo so, però siccome io presumo che lei mi darà qualcosina per questa cosa. Come? Siccome presumo che lei mi darà qualcosina per questa cosa. Aspetti, Ignazio, sei libero? Signora, aspetti. Ignazio, prenditi la lapa e vai in via Monte 1. Aspetti, signora. No, me lo fasano io. Incorruttibile! Signora, perché ha chiamato? Pronto? Buongiorno. Sono io, signora, sono io. Girano voci così, di corridoio, ma anche di saletta, che io mi stia facendo corrompere da lei. Ma che l'ho dette queste cose? La prego, signora. Chi dice queste minchiate? Signora, dica ingiurie, che ne so, dica sciocchezze, stupidate, ingiurie. Un attimo, Sofiella, vieni qua, vieni. No, signora, ma mi scusi. Vieni qua, mettici Pikachu, vieni qua, mettici Pikachu. Ma che Pikachu, signora? Stiamo fanno il presepio. Ma che Pikachu, signora? Sì, con quello che abbiamo, però non è che abbiamo tutti i pupazzi, guarda, tutti i pupi. Ma Pikachu ormai, insomma, è anche... Ma sì, come si chiama? La pecora. Sì, ma l'ho capito, ma... La pecora gialla. C'è la pecora nera, c'è la pecora gialla. La pecora gialla, signora, per favore, per favore. Vieni qua, Sofiella. No, signora, nella grotta rischia di essere blasfema. Siccome non abbiamo il bue e l'asinello, sì, signora, mettici, invece da voi ci mette l'occhio di voi. Sì, signora, siamo a Capomulini. Signora, lei è blasfema. Voi, occhi di voi. Ma che occhi di voi? Sofiella, né voi, occhi di voi. Ma che cosa? Quindi l'occhio di voi e un goccio di amoro. Ma che goccio di amoro? Allora ascolti. Con l'occhio di voi. L'occhio di voi. E il coso, il gambero. Il gambero. Signora, ascolti, lei sta facendo il doppio lavoro. Sì, guarda cosa ho trovato, Sofiella, Big Jimmy. Ma che Big Jimmy? Big Jimmy, vieni qua, facci fare quello che suona la caramella. Ma no, signora. Siete sempre quello che suona la caramella, no? La prego, ma Big Jim col suono della caramella, insomma, non glielo vedo tanto adatto, signora. Mettiamo Barbie e Ken per fare San Giuseppe Pozzano Ronnozza, non ce l'abbiamo, Lo capisco, abbiamo solo il bambinello che è originale. Ma l'ho capito, ma che ce lo dobbiamo creare, no? Ma che ne e poi per esempio è un simbolo, non è che per forza neanche essere i pupi precisi. Ma ci mancherebbe, io ho visto per esempio fatte con la pasta, fatte con oggetti di riciclo, per carità, con il vero, polisterolo, fatte col DAS, non è che essere per forza i pupi accattato nello supermercato. Ci mancherebbe, però non può fare il presepio con le cose che c'avevi. Ma ci mancherebbe, signora, però non ce li vedo bene Barbie, Ken, ma soprattutto Big Jim. Vieni qua, Paperino, mettilo nello stagno. Ma che c'entra Paperino? Nello stagno, giusto? C'entra, però una precisazione, Big Jim è quello con la barba o senza? Perché se con la barba al limite. Senza barba. Perché se mi mette la barba? Non lo so, ci fu un periodo in cui distribuivano queste barbe posticce che si applicavano sulla Big Jim. Sì. Ma non solo era il pessimo pupo, ma la barba c'era. Sì. Avevano delle maschere, insomma, così perché. Vieni qua il dinosauro, mettilo vicino alle pecore, che c'è un occhio. No, signora, ma che occhio? Signora, il dinosauro se ne mangia le pecore. Questo, mettici questo, si chiama dinosauro. Ma che cosa? Dinosauro? Ma che dinosauro? Vieni qua, mettici dinosauro, Ignazio, controlla la guarara, controlla la guarara che sta bollendo. Ma che cosa state preparando? Abbiamo un poco di pere di voi? Prego? Perché sembra occhi di voi non possiamo mangiare, no? Abbiamo un poco di peri di voi. Ma che schifo, no, signora. di voi che siete là alla radio. L'ho capito, signora. Di voi quelli che conna. L'ho capito, ci voi mancherebbe. che conna voi. No, signora. Che conna no voi. No, poi se voi che vi dicono sono grazie a Dio non ce ne abbiamo. Non parliamo di conna di voi. No, signora. Conna di voi. Di voi. Non di voi. Non di voi, non di noi. Conna di voi perché loro. noi, cioè noi abbiamo le corna. No, scusi, noi non abbiamo le corna. Sono peri di voi. Allora, che non siamo peri noi. Di voi. Sono voi che conna, che non siete voi. Che conna. Cioè noi non abbiamo. Sono i voi che conna. Cioè capito? i voi hanno. Voi. Scusi signora, facciamo prima. Io ce le ho le corna?
questo non lo so, sono affari suoi, ce lo deve domandare cazzo poi lei, no? Che me lo domanda. Se glielo domando mica me lo dice, scusi. Voglio dire che abbiamo nella Quarara, abbiamo dei peri di voi. Esatto. Che non sono i vostri peri, ma sono i peri di voi. Sì, però signor mi sta facendo confondere questa storia. Non possiamo darci un taglio? Diamoci un taglio. Va bene, pere da mucca. Va bene così. Oh, fantastico. Oh, grazie, controlla che bolle. Ecco. Quando spacca il voglio, fammelo sapere, va bene? Che schifo, spacca il voglio, fammelo sapere. Mi fa impressione, poi si crea tutta quella patina, perché schifo, signora. Va bene, io la devo salutare, che ora completiamo questo presepio e poi torno al lavoro, che c'è il Festival di San Giorgio. Esatto. Mi raccomando, non mancate. Signora, però non si distragga, cioè al momento lei sta lavorando a casa del signor Castiglia e deve fare la badante, quindi non può pensare a organizzare il Festival del San Giorgio, signora, mi scusi. Sì, lo sa, scusi, non è che noi stiamo facendo le cose quando deve farle. Capito, però insomma. Signor Castiglia, si pare che come lei, signor Castiglia è disponibile. Ma sì, ci mancherebbe. Tranquilla. Sì, tranquilla, però. Come lei. Ma non penso proprio che lui è contento del fatto che lei si fa un po' gli affari suoi lì. Qua, sto figlio, vedi qua, il cambio dei pompieri non lo mettevo nel presepio, cioè, non ci sta il cambio dei pompieri nel presepio, non ci sta. Beh, signora, lo può mettere. Vieni qua, mettici Aquaman, vieni qua, mettici Aquaman nel laghetto, ma che Aquaman, signora? Sopra la grotta, mettici Superman. Ma guardi, io so invece che il signor Castiglia è quello che ci tiene a determinati valori, a determinate tradizioni, quindi insomma lei fa il presepio con i pupini, insomma. Secondo me appena vedi il presepio, signor Castiglia, ci piace. Ma che ci piace? Sarà una novità unica nel suo genere. Ma la smetta, sei unico nel suo genere. Vabbè, insomma, lei fa il presepio lei? Io lo faccio classico, tradizionale, con lo spaventato, con i re magi, con la Madonna. Perché dovrei essere babbo? Ma che cosa? Il re magi, la stella cometa, lo spaventato, la lavandaia, allora. Banale. Ma che banale? Ma che cosa? Ma imparare ora questa parola. Banale. No, banale, signor. Banale, come Paola Banale, signora. Proprio questa è una battuta veramente basso livello, basso, veramente. Cose veramente, guarda, non ci dico la radio dove se la meritano questa battuta. La prego non la dica, signora, la prego. Va bene, va. La sto salutando, bene? Va bene, signora. Una buona giornata, buon presepe, signora. Grazie anche a lei. Va bene, signora, stia tranquilla allora. Tiziano Ferrofinato, Marruggio. Stia tranquilla.